benvenuto al CEO. Il suo intervento sarà Pesaris, 300 anni di storia orologiaia, dall'artigianato all'industria, al CEO Solari. Sì, buonasera, buongiorno, scusate. Io rappresento un'associazione che si chiama Amici dell'Orologeria Pesarina, che si occupa di ricostruire, quindi di rendere nota la storia di Pesaris, che oggi viene chiamata la Valle del Tempo. Cioè Pesaris sono nati già nel 1650 degli orologiai che praticamente erano dei fabbri ferrai di fino. Le posso chiedere di venire un pelo più avanti? Grazie. Che producevano praticamente, hanno iniziato a produrre sia orologi da torre, cioè la produzione maggiore è di orologi da torre, ma anche orologi domestici. Questa storia praticamente è ancora viva, nel senso che ovviamente questa azienda prima ha avuto una fase artigianale, poi con l'introduzione delle macchine è passata alla protoindustria, e poi quando è arrivata l'energia elettrica è diventata un'azienda, quindi c'è un processo, anche in termini di manufatti, di tipi di produzione completamente diversi, che sono praticamente gli orologi da torre inizialmente, gli orologi domestici, poi passiamo alla sincronizzazione del tempo con le centrali orarie, quindi la Fattoria Solari è diventata la fornitrice principale delle ferrovie dello Stato, quindi tutta la nazione italiana ha avuto l'impianto di sincronizzazione del tempo, e successivamente poi, come terza fase, si è passati alla produzione di orologeria industriale, quindi marcatempi, timbra cartellini, e poi all'orologeria digitale a palette. Quindi tutti voi avete visto nelle stazioni, negli aeroporti, gli orologi di comunicazione del tempo, della presenza e dell'arrivo dei treni o degli aerei. Ecco, a Pesaris esiste un museo che è molto bello, che raccoglie questa storia, e noi come associazione praticamente abbiamo interesse, abbiamo scelto come missione di raccontare questa storia, perché è una storia unica, cioè non esistono praticamente in Italia aziende che abbiano durate così lunghe e che abbiano avuto questo processo praticamente di passaggio dall'artigianato alla fase di protoindustria e alla fase industriale. Le prime attività nostre sono state quelle di raccogliere la documentazione per poter documentare soprattutto le origini antiche, quando praticamente i primi orologiai sono nati in un paesino che aveva 50 famiglie, paese di montagna, quindi che ha 700 metri di altezza, dove quindi la domanda era: come mai Pesaris nel 1650 è riuscita ad avere una tecnologia capace di realizzare dei manufatti di questo tipo? La seconda domanda: come mai questa azienda è riuscita, praticamente questi artigiani sono riusciti a mantenere la loro attività, tramandandola da generazione a generazione, perché per poter avere un mercato ampio occorreva praticamente fare un'attività di vendita. Ecco, la seconda caratteristica di Pesaris è che gli artigiani di Pesaris hanno venduto, quindi hanno avuto un'attività commerciale molto ampia, e hanno iniziato a vendere i loro manufatti in Istria, poi in Dalmazia, e siamo arrivati giù fino in Montenegro, quindi tutta una costa dalmata e riempita di orologi solari. Questo tipo di progetto ci ha permesso di creare collaborazioni con l'Istria. In Istria sono stati catalogati tutti gli orologi istriani di vari musei, alcuni sono stati rimessi in funzione, quindi diventano patrimonio storico dell'Istria. La stessa operazione noi desideriamo poi farla anche in Dalmazia, perché anche in Dalmazia ci sono centinaia di orologi solari. Quindi la storia dell'orologio da torre per noi è una storia molto importante, che è durata per tantissimi anni, e
le fasi, quindi diciamo, sono circa 200 anni di storia sull'orologeria da torre. Poi c'è la fase invece di sincronizzazione del tempo, che sono orologi delle Ferrovie dello Stato, e poi la terza fase è la fase industriale. Ecco, quella che vedete qui è praticamente la casa dell'orologio. La casa dell'orologio praticamente simboleggia la nostra tradizione, perché praticamente è una casa antichissima in cui trovate diciamo, la meridiana collocata subito sotto l'orologio, e l'orologio che diciamo con quadrante in pietra rappresenta non solo l'ora ma anche diciamo, il calendario. Quindi è già una costruzione diciamo, di orologeria avanzata. Viene cambiata la casa d'orologio perché è il simbolo praticamente per noi della nostra origine, di questo paese che aveva delle strade commerciali, c'era praticamente un paese di dogana per Venezia, e quindi transitavano le merci, e questo forse ha consentito le relazioni diciamo, dei pesarini con il mondo d'Oltralpe. Quindi una delle caratteristiche dei nostri paesi è un'attività commerciale che noi chiamiamo kramars, che viaggiavano per tutta Europa. Quindi le tecnologie, le conoscenze a Pesari sono arrivate soprattutto, diciamo, noi diciamo, da Praga, cioè da Praga e dal Tirolo. Da Praga perché la replica degli orologi domestici è una riproduzione di orologi in legno costruiti a Praga. Lo stesso tipo di orologio che è stato ricostruito a Pesari, è stato ricostruito anche nella Foresta Nera, e ricostruito anche nel Jura francese e anche nell'Alta Austria, un paese che si chiama Karstein. Ecco, questa è già una cosa che ci permette di creare collegamenti con tutti questi paesi, cioè quindi noi abbiamo rapporti con l'Austria, abbiamo rapporti praticamente con la Foresta Nera, con la francese, e questo ci fa fare un confronto diciamo, di tecnologie, di modalità produttive con uno sguardo di tipo europeo. Vado avanti? Sì. Ecco, l'origine nostra parte da dove si produceva il ferro. Quindi le aree più vicine a noi sono queste del Cadore, però queste aree del Cadore che fornivano il ferro anche a Venezia hanno avuto una produzione fino al 1700. Successivamente il ferro praticamente che arrivava in Italia, che arrivava anche giù a Venezia, era quello diciamo di Wittenberg, che è qui in Austria. Ecco qui sopra vedete le figure dei kramars. No? Il kramars era una persona praticamente che questa figura non è presente solo a Pesari, è presente anche a Karstein, è presente anche nel Jura francese, è presente anche nella Foresta Nera. Cioè praticamente la vendita all'epoca, l'orologiaio caricava sulla spalla gli orologi e andava a venderli. Questi parliamo di orologi domestici. Sotto è tratteggiata, sono tratteggiate praticamente vicino a noi quali sono stati i nostri antenati. Cioè, quindi noi abbiamo praticamente che nel Tirolo nel 1500 si producevano già le orologi da torre. Poi qui siamo passati a Lienz, che è vicino a Pesari, cioè per noi Lienz non è molto distante. Anche qui nel 1600 si producevano orologi da torre, quindi noi riteniamo, non abbiamo ancora il documento, ma riteniamo che i cappellari, che sono stati i primi produttori, abbiano appreso il mestiere proprio qui a Lienz, in queste zone qua. Queste sono evoluzioni nostre. Vado? Ecco, all'inizio... Se ha piacere, qua c'è un punto a torre. Sì, all'inizio praticamente questi sono gli utensili, diciamo, di un laboratorio di un orologiaio. Quindi vediamo il tornio a pedale, in legno, abbiamo praticamente, vediamo l'operatore sotto che diciamo, utilizza questo tornio, abbiamo praticamente i primi sistemi diciamo, che servivano a punteggiare, ma poi voi vedete sopra
come viene costruito il dente dell'ingranaggio. Quindi venivano punteggiati, diciamo, le distanze, poi tranciati con ferro e poi limati. Quindi, diciamo, per costruire una ruota di ingranaggio praticamente era un lavoro enorme, quindi c'era tutta una fase costruttiva molto complessa ed era fatta da artigiani fabbri. Ecco, qui entriamo nel mondo quando nasce l'orologeria. Quindi l'invenzione, praticamente la prima invenzione, è riuscire a creare un sistema che consentisse a dividere il tempo partendo da un'energia che era data da un peso. Quindi il peso faceva ruotare le ruote, le velocità, occorreva un sistema che bloccasse in maniera, diciamo, temporale precisa il passaggio, praticamente una sequenza di tempi. Il sistema è stato costruito attraverso questo modello che si chiama verga folio. La verga è la parte verticale, il foglio è la parte orizzontale, con due pesini, questi oscillano, incrociano uno dei denti e poi lo rilasciano, e quindi però rincrociando il dente successivo. Quindi questo crea il sistema di misura del tempo. Non so se voi conoscete. Sotto abbiamo praticamente quello che è oggi considerato l'orologio più antico presente in Italia, che è quello di Chioggia. Arriviamo, questa è la rappresentazione dell'orologio che abbiamo a San Marco, perché per noi San Marco è praticamente un simbolo dell'orologio astronomico ed è un simbolo anche degli automi, su cui praticamente, e qui a destra vediamo esattamente la complessità, diciamo, di questi meccanismi. Queste sono le produzioni. Queste due tipologie che voi vedete, orologi da torre, riescono a catalogare l'età dell'orologio. I primi orologi avevano i due tamburi affiancati, quindi quando vi trovate degli schemi di impianto con due tamburi associati, sapete che quello è l'orologio antico. Successivamente siamo passati invece ai tamburi verticali, non più affiancati. E questi modelli qui li trovate anche al Museo della Scienza sia a Milano che a Firenze. A destra abbiamo gli orologi pesarini, cioè i primi orologi domestici che sono nati sempre a Pesaris, che sono praticamente come costruzione molto simili in piccolo dei modelli dell'orologio da torre. Questi qui sono costruiti tutti in ferro, sono smaltati, sono molto belli esteticamente, ed erano orologi che venivano installati nelle case dei patrizi, dei commercianti, cioè delle persone più usate. Ecco, poi passiamo qui alla storia dei cappellari che, come vi dicevo, conquistano il mercato partendo da Belluno, arrivano giù fino a Fiume, questo già nel 1700, quindi tutto il secolo del 1700 i cappellari producono orologi, ma li producono in un'area molto vasta e quindi dovevano costruire orologi affidabili perché poter fare un'assistenza, diciamo, a istanze così elevate, se non funzionava bene l'orologio non consentivano loro di venderne un altro, perché praticamente si creavano un'immagine negativa della loro qualità, quindi le caratteristiche che contraddistinguono la produzione di orologi pesarini è l'alta qualità. Cioè questo è un elemento fondamentale, perché anche qui a Gorizia, se voi andate a leggere la vostra storia goriziana, trovate tutte le lamentele dei vari cittadini che lamentano, anche qui voi prima avete visto l'orologio del castello. Questo orologio del castello, c'è un documento, sentato volete letti questi dati, che è rimasto fermo per tanti anni perché nessuno lo voleva riparare più. E quindi mentre i solari, quando sono arrivati qui, hanno installato gli orologi e li hanno fatti funzionare. Ecco, qui abbiamo raccolto, diciamo, alcuni esempi
di orologi, di torri, di campanili molto significativi che diciamo, ci danno informazioni sulle località in cui i solari, i cappellari inizialmente hanno praticamente posto in opera i loro manufatti. Trovate anche il Mandracchio qui di Trieste, trovate Fiume, sopra, sì, Trieste, Fiume, Belluno e Gradisca. Qui siamo sempre questo è il contratto che il Cappellari ha fatto a Fiume, intorno al 1740. Ecco, il primo laboratorio, diciamo, per costruire questi manufatti era una casetta che aveva, vicino a un fiume, che aveva la pala, quindi con la canalizzazione, diciamo, per poter far funzionare, diciamo, il mulino, e questo mulino poi faceva funzionare praticamente i torni a pedale. Sotto vediamo praticamente il tipo di mestiere che era all'epoca presente, era praticamente il fabbro ferraio. Qui abbiamo altre rappresentazioni, diciamo, della nostra presenza sempre in Istria e Dalmazia, e queste sono le referenze praticamente che sono state raccolte quando i solari all'epoca si presentavano per portare le loro referenze sui manufatti costruiti, no? Da quel primo laboratorio c'è un secondo passaggio in cui c'è un laboratorio un pochino più grande, sempre con alimentazione di tipo idraulico. Non siamo ancora arrivati all'energia elettrica. Qui, in questa fase, inizia invece la produzione meccanizzata con questi tipi di conoscenze. Cioè, noi abbiamo il nostro antenato, un bisnonno, che era presente all'Esposizione Internazionale di Parigi, e questa Esposizione Internazionale di Parigi ha trovato una dentatrice che viene chiamata piattaforma per poter tagliare i denti, costruire, diciamo, e in questa fase qui i solari hanno portato anche la tecnologia della fusione, quindi hanno iniziato a fondere, diciamo, sia la castellatura sia le ruote in bronzo. Qui voi vedete, diciamo, i risultati della fonderia. Sopra vedete la macchina che taglia le ruote. Questa macchina qui, interessantissima, è stata costruita a Trieste, cioè all'epoca in tutto il Friuli Venezia Giulia, non c'era nessuno capace di costruire una macchina utensile. Quindi il costruttore di questa macchina utensile sono le Fucina Riunita di Trieste, dove c'era un certo sul nome mi sfugge, che proveniva, che praticamente a Trieste ha creato e fondato quelli che sono diventati i cantieri di oggi. Quindi i solari avevano rapporti con questo imprenditore, diciamo, triestino, che è stato capace di costruirci sia le macchine tornitrici ma anche le macchine dentatrici. E questo è un passaggio tecnologico fondamentale. Cioè, da quel momento le competizioni fra gli artigiani e chi usava le macchine è stato, diciamo, fondamentale. Cioè, chi poteva riuscire a mantenere il mercato erano solo poi i solari, perché gli altri non potevano competere né in qualità né in tempi di realizzazione. C'è un passaggio storico, no? Passare dall'artigianato alla protoindustria. Quindi i solari continuano questa attività intensa, avendo capacità produttive maggiori e hanno riempito, diciamo, gli orologi in tutta la Dalmazia. Qui vediamo, diciamo, ecco, la terza fase, sì. Vado avanti? Sì. Ok. La terza fase è la fase, diciamo, in cui arriva l'energia elettrica, quindi i solari costruiscono una centrale di produzione idroelettrica usando delle turbine Pelton che alimentano praticamente, vedete qui le cinghie che alimentano tutte le macchine utensili, diciamo, dell'azienda, no? della fabbrica. Quindi c'è un secondo passaggio molto rilevante. Arriviamo al 1935, in cui i primi
primi orologi monumentali a lettura diretta sono stati progettati e ideati a Pesaris. Non esisteva ancora in Italia nessun tipo di indicazione digitale a lettura diretta. I primi impianti a lettura diretta sono venuti nelle ferrovie, queste sono le poste di Napoli, e qui c'è un'ulteriore novità, che per costruire un numero romano non viene costruito con una paletta sola, ma è una matrice di palette. Quindi per costruire, e questo è il primo sistema digitale, meccanico, elettromeccanico, che costruisce i numeri. Questa è una cosa unica nel mondo, non c'è nessun esempio di costruzione numerica digitale con queste caratteristiche a tanti moduli. Qui sopra vedete la centrale, c'è l'orologio, praticamente sembra lettura diretta, che voi trovate ancora oggi a Firenze. Se voi vedete a Firenze fuori dalla stazione trovate quegli orologi a lettura diretta monumentali, e sotto abbiamo questa famosa centrale oraria. La centrale oraria, se voi avete occasione, noi abbiamo completato un progetto con i tecnici delle Ferrovie dello Stato di Dipartimento di Venezia. Fra a fine novembre ci sarà la presentazione di questa centrale oraria qui, che è stata ripristinata e sarà presente in un locale, diciamo, proprio alla stazione di Firenze trovate un locale in cui sarà presente questa centrale oraria, che è stata rimessa in funzione come elemento storico di questa storia, che è una storia molto importante. Cioè la centrale oraria riceveva il segnale dagli osservatori astronomici e quindi correggeva automaticamente il tempo, e quindi distribuiva il tempo, che era unico per tutto il mondo. Cioè c'è una fase in cui c'è la standardizzazione della misura del tempo. Ecco, la fase, poi l'azienda cresce e arriviamo alla produzione, chiamiamola industriale, in cui i solari iniziano a produrre gli orologi timbra cartellino. Allora, questi orologi timbra cartellino hanno conquistato il mercato nazionale. In questa fase qui c'erano 2 solari operative, c'era quella di Pesaris, ma anche quella di Udine, che operavano solari che diciamo nasce dalla stessa costola, è creata un'azienda parallela a Udine, e noi per primi, se torniamo indietro, siamo stati quelli che abbiamo trasmesso il segnale del cartellino al computer. Questo è un mini computer, vedete la scheda perforata, quindi inserendo la scheda veniva letto il codice dei dipendenti, veniva trasmesso al mini computer, e quindi il computer riceveva i dati e riusciva a elaborare le paghe in maniera automatica. Quindi questi sono progetti di tipo innovativo. E poi queste sono poi delle linee, diciamo, di lettura digitale degli orologi per ufficio e i famosi calendari. Grazie. Se avete delle domande...